Nino Cuffaro del Circolo Giunti di Agrigento del Partito Democratico. È nata ad Agrigento l'area progressista, quella che a Roma è difficile costruire, ad Agrigento è stato possibile nella riunione che avete avuto sabato scorso con gli alleati, il Movimento 5 Stelle e l'Alleanza Verdi e Sinistra. Sì, è un primo incontro comunque, perché la nostra idea è di allargare molto quest'area a tutto quello che è l'arcipelago della sinistra, dell'area progressista, che ad Agrigento può essere benissimo individuata anche in tutto quel patrimonio di organizzazioni civiche che si sono interessate di problemi culturali, ambientali, del tema dell'acqua, che è particolarmente sentito, come sappiamo, in città. Quindi a questo primo incontro promosso dalle forze politiche, dai partiti che si riconoscono in quest'area, noi daremo seguito prossimamente ad una iniziativa pubblica in cui inviteremo la Lega Ambiente, l'Arci, Agrigento Punto a Capo, Agrigento in Comune ed altre associazioni, ma anche singoli cittadini che vogliono interessarsi, che vogliono partecipare a questa esperienza e dare un contributo fattivo affinché quest'area sia sempre più ampia e possa rappresentare quell'insieme di politiche, di opposizione, di intelligenze, di possibilità di alternativa ad Agrigento. Avete individuato dei punti critici in comune? Guarda, noi abbiamo evidenziato alcuni temi che devono essere fondamentali e devono caratterizzare questa alleanza, dalle questioni che riguardano l'urbanistica, i trasporti, l'acqua ovviamente, che è primario, è un tema, come dire, che ormai diventa sempre più grave ogni giorno che passa, ma anche temi, come dire, che riguardano la vivibilità della città, come per esempio la questione dei parcheggi, e lì, come dire, ci sarebbe molto da dire sulle politiche che sono state portate avanti negli ultimi anni, che puntavano più a fare affari, a far guadagnare qualche azienda privata, che non a risolvere i problemi della città. Ma anche il tema della valorizzazione del verde pubblico, è ancora viva la ferita della scelta dissennata di distruggere la Villa del Sole, per esempio. E Agrigento ha poco verde e quindi bisogna capire che il patrimonio verde della città va difeso, va tutelato e va possibilmente ampliato. La stessa cosa vale anche per i servizi comunali, che oggi sono scadenti, penso al servizio di pulizia e gestione del ciclo dei rifiuti e al tema dei trasporti. Su questi temi gli agrigentini pagano tariffe che sono altissime, però hanno servizi che sono estremamente insoddisfacenti. Penso che nessuno possa dire che Agrigento sia una città pulita, purtroppo. E quindi su tutto questo si può creare, come dire, un ragionamento che sia molto ampio, che coinvolga vasti settori della società agrigentina e che costruiscano assieme questo polo progressista che si intesta una battaglia di cambiamento in città.